Dopo avervi mostrato la prima teledialisi del Triveneto, un primato del Sambassiano che consente ai pazienti di effettuare la dialisi da casa, in sicurezza, sotto il controllo dei medici, poche ore dopo da Bassano arriva un altro primato. Con le telecamere di Rete Veneta, infatti, vi mostriamo in esclusiva la prima sala operatoria ibrida angiografica per una struttura pubblica del Nord-Est che verrà inaugurata nei prossimi giorni. Certamente sarà una rivoluzione per il nostro ospedale, tanto che l'idea è nata un po' di tempo fa, quando già la Helios ci aveva donato della sala multimediale. In una cena anche conviviale ci è stato chiesto che cosa avrebbe fatto veramente fare il passo in avanti all'ospedale di San Bassiano, e tutti noi clinici abbiamo detto che questa sala ibrida sarebbe stata potenzialmente una grande cosa. Una sala operatoria ad altissima tecnologia che consente, per dirla in estrema sintesi, di effettuare contemporaneamente interventi chirurgici ed esami diagnostici senza spostare il paziente, tecnologia in cui i vertici dell'ULSS 7 credono fermamente. Consiste nell'unione di una sala operatoria di ultima generazione, dove si può fare qualunque tipo di intervento chirurgico aperto, associato ad un angiografo robotizzato, che quindi emette delle reazioni a raggi X ovviamente, che servono per lavorare sulle arterie e tramite le arterie arrivare nell'organo che serve. Un esempio concreto e efficace di collaborazione pubblico-privato. L'associazione di imprenditori Helios del presidente Serradura e della vicepresidente Alban, da sempre in prima linea per sostenere il San Bassiano, affiancando Regione e ULSS 7, ha voluto fermamente la sala ibrida che ora è realtà. Adesso c'è una doppia novità. Una novità è legata al robot e alla sua performance in ambito radiologico. Dall'altra è che ci siamo trasferiti a lavorare in sala operatoria, con i vantaggi di essere all'interno del gruppo operatorio, per cui potremo fare intanto procedure nuove che prima in radiologia non potevamo effettuare. Una rivoluzione, perché la sala potrà essere usata da diverse equip chirurgiche, con una collaborazione tra diversi specialisti che, già fiore all'occhiello del San Bassiano, sarà rinforzata.